Giuseppe, cosa l'ha tenuta in vita? Qual era la sua forza di volontà? La famiglia a Tornare casa? per raccontare. Tornare per Dicevo, raccontare. bisogna tornare per raccontare questa esperienza che abbiamo fatto, cioè che hanno fatto i superstiti, perché 100.000 sono morti. Non ha mai smesso di raccontare Giuseppe Bassi. Lo ha fatto 3 anni fa al microfono del vice direttore di Media Nord-Est, Ferdinando Avarino. Lo ha fatto con un docufilm, Bassilora, uscito nel 2019. Giuseppe Bassi festeggia i 107 anni di vita ed entra nella pagina dei supercentenari d'Italia. Non lo avrebbe mai immaginato nei 4 lunghi anni di prigionia dal 1942 al 1946, di cui ha conservato tutto nel cuore e nella mente. Cimelio prezioso, una reliquia, questo orologio. Perché si chiama Bassilora lei? Perché ero l'unico che era riuscito a conservare l'orologio in prigionia. Che è questo? È questo? Che è andato a aumento in tanti anni, passando in tante mani, perché siccome c'era l'ora di guardia durante la notte, non c'era nessun orologio nei prigionieri. No? Un orologio, quello di Giuseppe Bassi, che si era arruolato a 23 anni e la campagna di Russia aveva preso parte come sottotenente del 120° Reggimento Artiglieria Motorizzata, che ha il sapore della vita e della voglia di tornare per raccontare, come il piccolo lapis che Giuseppe Bassi utilizzò per fissare nella memoria i luoghi, la fame, le sofferenze, i compagni, disegnandoli sulle cartine delle sigarette. A fargli gli auguri anche l'amministrazione comunale di Villanova di Camposampiero con la sindaca Sara Gaiani e il presidente del Veneto Alberto Stefani. Auguri Giuseppe Bassi, grazie per non avere mai smesso di raccontare.